Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Targato Sa. Una donna salernitana ieri è stata condannata ad 1 anno con sospensione della pena per molestie continuate ed aggravate. Sotto accusa una professoressa di 62 anni, madre di 2 figli, che ha preso di mira un noto medico salernitano di 45 anni, diventato un'ossessione per la docente, che in breve tempo lo ha inondato di circa 700 sms. La donna non si limitava solo ad inviare messaggi, ma mandava al medico sul posto di lavoro anche cornetti e caffè, regali e fiori. La sentenza è stata emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, Emiliana Ascoli, al termine del rito abbreviato. Ed un sacerdote salernitano sotto inchiesta per abusi sessuali. La vicenda risalirebbe agli anni precedenti al 2011, quando il religioso fu trasferito dalla chiesa in pieno centro a Salerno, dove amministrava i sacramenti. Un giovane ventenne proveniente dalla Valle dell'Irno, con la promessa di essere assunto come autista e tuttofare, fu ospitato dall'indagato, un frate minore, ma di notte, come ha denunciato il ragazzo, era costretto ad avere rapporti sessuali con il religioso. All'inizio pare che il ragazzo avesse acconsentito, ma poi, quando le insistenze del sacerdote si sono spinte oltre, ha deciso di denunciarlo. L'inchiesta è già conclusa e sembra che il magistrato titolare delle indagini abbia chiesto il rinvio a giudizio per il frate. E Paolo Romano da ieri agli arresti domiciliari in un'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere per tentativo di concussione. Si dimette da presidente del Consiglio regionale della Campania e rinuncia alle elezioni europee alle quali era candidato per il nuovo centrodestra. Lo annunciano i suoi avvocati Garofano e Della Pietra. La decisione, hanno spiegato i 2 legali in un incontro con i giornalisti nella sede del comitato elettorale di Paolo Romano a Caserta, è stata presa per evitare situazioni di imbarazzo sia alla presidenza del Consiglio regionale sia al partito. E siamo soddisfatti e fiduciosi nel futuro del cementificio di Salerno. La riunione che questa mattina si è tenuta all'interno della prefettura di Salerno con le organizzazioni sindacali di rappresentanti dell'azienda ha confermato che non esistono rischi per la sospensione dell'attività e la chiusura dello stabilimento. E quanto dichiara Matteo Buono, segretario provinciale della CISL di Salerno, al termine della riunione che si è tenuta appunto in prefettura a Salerno per discutere della vertenza dei lavoratori del cementificio. Esistono difficoltà legate al mercato, continua Buono. Il volume di affari del cementificio di Salerno dal 2007 ad oggi è calato di oltre il 50%, ma la volontà dei vertici dell'azienda è di proseguire l'esperienza imprenditoriale sul territorio, purché vi sia una chiarezza in materia di legge regionale sulle attività estrattive all'interno delle cave. E si è concluso il corso di alta formazione per la gestione dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità delle costruzioni, organizzato dalla Protezione Civile Nazionale. 40 sono gli ingegneri salernitani selezionati ed ammessi che hanno sostenuto gli esami finali. Hanno lavorato duro, ha commentato il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, Michele Brigante, partecipando ad un ciclo intenso di lezioni iniziate a febbraio e terminate qualche giorno fa. Il loro lavoro è stato premiato con i brillanti risultati e l'idoneità conseguita. Era un risultato atteso che conferma l'elevato livello di preparazione dei nostri colleghi. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.